Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo i nati del 1° marzo e quali sono gli influssi che questi nati ricevono al momento della loro nascita. Prima di continuare però vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questi nati appartengono al dominio mensile di Ariete. Lo so che per l'astrologia tradizionale i nati di oggi appartengono al segno zodiacale Pesci, ma noi non stiamo parlando di segno zodiacale, ma parliamo di costellazioni e per quanto riguarda l'astrologia antica, la costellazione reggente per il mese di marzo è la costellazione Ariete. Dunque, Ariete ovviamente porta i simboli, i segni, tutti i valori del fuoco e i valori di Marte alle sue spalle. Pertanto i nati di questo mese, devo dire che purtroppo potranno quasi tutti sperimentare, chi più chi meno, e poi in base a certe personalizzazioni sarà ovviamente differente l'esito finale, però quasi tutti avranno da dire purtroppo con la legge e dunque rischiano procedimenti o di dover querelare o di essere querelati, insomma questo è un pochettino a parte del bagaglio di questi nati appartenenti a questo mese. Perché questo? Perché c'è Marte e Marte è un lottatore, Marte ama le lotte e se non le ama comunque le induce. Perciò i nati di questo mese comunque dovranno imporre la loro volontà, imporre se stessi, a volte lo faranno in maniera positiva, a volte in maniera irruenta, comunque la lotta è un pochino determinata da questi influssi che ricevono. Ad ogni modo, in particolare i nati del 1° marzo hanno e ricevono moltissime visite dalla Luna, nel senso che la Luna visita molte costellazioni in questo giorno e ciò rende molto complesso il loro oroscopo, ma si può dire che dal momento che le prime due costellazioni sono perfettamente armoniose fra loro, il loro carattere è molto equilibrato comunque, sebbene sia temperato e colorato dalle caratteristiche tipiche dell'elemento fuoco, comunque è armonioso, non ci sono dei contrasti. È un temperamento che favorisce comunque il matrimonio, che favorisce i rapporti con gli altri, che favorisce comunque le relazioni amichevoli e così via. Anche dal punto di vista degli affari vanno molto bene e sono positivi. Il loro campo, diciamo, di migliore espressione è il campo politico, il campo sociale. Il loro carattere però talvolta può diventare critico e a volte seccante, questo purtroppo è dato da un certo essere puntigliosi di questi nati. Ad ogni modo, dal punto di vista degli studi, ehm, sono favoriti quelli tipici di Marte, cioè quelli che appartengono ai settori di Marte, dunque il settore della chirurgia, la siderurgia, le materie storiche e le materie comunque di precisione. Ecco, questi sono un pochettino gli ambiti ideali per questi nati e comunque alcuni di questi possono diventare anche degli ottimi avvocati, questo è dato dalla costellazione Sagittario, la prima costellazione visitata dalla Luna, e anche altre materie come per esempio la psicologia, questo perché sono molto analitici e amano anche i meandri della mente. Per quanto riguarda le predisposizioni fisiche, purtroppo questi nati potrebbero per tutta la vita soffrire di mal di testa. Un'altra cosa a cui dovranno fare attenzione sono le malattie a trasmissione sessuale oppure tutto quello che riguarda l'apparato urogenitale. Ancora, questo per via del doppio fluido di Capricorno e del doppio fluido di Acquario, questi nati possono essere soggetti
e dove per doppio fluido intendo che la costellazione Capricorno e la costellazione Acquario sono presenti 2 volte nell'elenco delle costellazioni attraversate dalla Luna oggi. Queste 2 costellazioni hanno alle spalle Saturno e Saturno porta malattie croniche, occlusive, anche a carattere ereditario. Dunque questo è dal punto di vista delle predisposizioni fisiche va tenuto in considerazione. Bene, per quanto riguarda invece alcuni eventi collegati alle età, possiamo dire che per quanto riguarda per esempio le prove destiniche potrebbero essere inclini alla vedovanza o alle separazioni. È difficile purtroppo che questi nati sposino una persona sola e restino con lei per tutta la vita. Come pure è possibile che abbiano periodicamente una fortuna che si accentua e che li predispone a delle vincite o dei guadagni molto favorevoli. Vincite che possono essere anche di natura legale, con rimborsi, e dunque questo può far entrare un pochettino qualche soldino. E altra cosa, ad anni 18 e comunque da qui in poi si ripeterà 18 anni dopo, un lungo viaggio che però potrebbe essere problematico, oppure si potrebbe, se non viene fatto il viaggio, è possibile che si configuri un malanno in generico. Questo è quello che possiamo dire di questi nati. Vi ricordo che ci sono comunque delle personalizzazioni che dipendono dal giorno settimanale di nascita e dunque dal governatore di questo giorno e dall'orario e dal dominatore dell'ora della nascita, che dipenderà appunto anche dal luogo. Pertanto possono esserci dei valori che cambieranno completamente oppure miglioreranno comunque le previsioni di questi nati. Io ringrazio per la vostra attenzione e vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano ed iscrivervi al mio canale YouTube, se ancora non l'avete fatto chiaramente. E noi ci troviamo qui con i nati del 2 marzo domani, sempre su questo canale. Grazie e a presto dalla vostra Hilde.